stiamo preparando sempre con grande attenzione e anche questa è stata una settimana non facile sotto il profilo degli acciacchi, degli infortuni, però ormai credo che sia in qualche modo controproducente fermarci, cioè, ne prendiamo atto, ne prendiamo nota che insomma qualche acciacco l'abbiamo avuto anche questa settimana, però ormai a un mese dalla fine della stagione regolare, a 4 partite, cioè, non c'è spazio, non c'è tempo per fermarsi a queste riflessioni. Certo la vittoria di Tortona a Casale ferma una delle nostre dirette inseguitrici e quindi un nostro risultato non tanto nell'ottica che possiamo perdere perché si hanno perso anche loro, ma quanto nell'ottica che un risultato positivo domani oggettivamente aprirebbe, no, un po' la forbice di distacco, sarebbero 4 i punti con 3 partite ancora da giocare. È chiaro che sarebbe un eccellente viatico per le ultime 3 gare, soprattutto per la trasferta di Roma, per cui cerchiamo di lavorare con intensità, soprattutto nell'ottica di una delle particolarità tecniche e tattiche di Ferentino. Credo sia oggi una delle squadre col quintetto più fisico, più muscolare dell'intero lotto, perché da quando hanno cambiato assetto giocano con Raymond non più come alla forte ma come alla piccola, giocano con Gigli alla forte e con Radic ex Reggio Calabria come centro, quindi parliamo di 3 giocatori sopra i 2,5 m e 2,6 m che giocano contemporaneamente, quindi c'è una fisicità e una muscolarità all'interno dell'area che noi oggi sicuramente non affronteremo in maniera facile, per cui dobbiamo prepararci proprio a questo scontro, cercando magari di focalizzare la nostra attenzione anche su un certo innalzamento del nostro ritmo offensivo, proprio per controbattere magari con una maggiore agilità, velocità, eccetera, eccetera, quella che è invece la massa, ecco, che troveremo soprattutto in area da parte loro. Insomma, adesso la situazione di Rino De Laurentiis verrà valutata all'ultimo momento, però è una situazione ancora problematica. Abbiamo recuperato sicuramente Marco, abbiamo un po' di acciacchi assortiti per i quali insomma oggi abbiamo avuto una settimana nella quale non ci siamo mai allenati tutti, chi per un motivo, chi per l'altro. Confido che non siano problemi gravi che ci impediscano di schierare, tolto De Laurentiis che rimane un punto di domanda fino all'ultimo istante, però che non ci impedisca di schierare gli altri. Però è chiaro che sai, una settimana un po' così frammentaria, oggettivamente in questo momento non ci vorrebbe, però questo è.